Siete pronti per il giro? Quasi pronti. Posto migliore questo forse. Qua è proprio ideale per la vedere i corridori. Fate il tifo per qualcuno in particolare oggi? Nibali. Posto vivo. I nostri atleti di casa, Vendrame e Modolo. Sì, anche quelli, sì. No. Vendrame gioca in casa, certo, ma Cicco is back. Prima volta qua a Ca del Poggio. Prima volta per me. E com'è qua? Bellissimo, bellissimo. Per chi fate il tifo oggi? Nibali. Per Vendrame. Vendrame. Siamo del posto. Giornata di festa, anche tu Vendrame? Sì, Vendrame, via, tutti quanti. Landa, viva la Spagna. Dalla Colombia addirittura. Sì, Per tifare ovviamente. sì, a Santiago. Favorito secondo lei? Sì che ha vinto la tappa ieri, sì, tocca venire a fare il tifo per lui. Prima volta qui a Ca del Poggio. No, sempre vengo ogni anno, quando passa qua sempre, sì. Ma noi facciamo parte della coreografia di qua di Ca del Poggio, quindi ogni anno siamo qua noi. Siete carichi? Carichissimi. Come vedete Vendrame oggi? Oggi è tranquillo, non vede l'ora di arrivare e sentire tutto il nostro calore. Siete già qua di prima mattina, ho visto che... Sì, beh, già da ieri sera ad allestire un po' il tutto, a fare le varie scritte, così, sì, da ieri. Suo figlio passerà di qua Senz'altro. e ovviamente secondo lei ce la può fare, lui è d'altronde velocista quindi. Io spero bene, sinceramente. Spero che qualcosa faccia oggi, ci tengo. Magari spinto anche dal territorio. Terra sua. Sì, Terra funzioni di sua. allenamento poi anche. Speriamo bene, dai, è una strada che conosce bene, per cui ci tengo. Sono curiosa del mio CEO, sì, la mia vita. Cioè non facciamo mai CEO, vita mia. Prima volta a Ca del Poggio. No, abita a 100 metri, perciò Assolutamente no. soltanto che è il punto più bello, no, questo, dove vediamo se c'è qualche possibilità di qualche fuga e quindi teoricamente qui vediamo il clou. No, di casa Vendrame. Se possibile italiano, ma va bene lo stesso, comunque è sempre un'emozione. Prima volta qui a Ca del Poggio? Sì, prima volta. Come le sembra a livello di atmosfera? Bellissimo. Sì. C'è qualcuno per cui fa il tifo? Giulio Ciccone. Sindaco, questa è una giornata di festa non solo per il territorio ma anche soprattutto per San Pietro di Feletto. Certo, noi cittadini del Feletto aspettiamo veramente questo giro, è un territorio vocato al ciclismo ed è una festa per tutti, anche per chi non è sportivo. Ci siamo ritrovati tutti oggi in questa salita Ca del Poggio, che è uno spettacolo per il Giro d'Italia. E, per applaudire i nostri campioni, e dico sempre questa carovana rosa che si immerge in queste colline bellissime di questo verde, che in questo periodo stanno fiorendo anche le viti, è uno spettacolo veramente grande, uno spettacolo, sport e natura, è bellissimo. Oggi è una festa non solo a livello sportivo ma anche a livello locale, a livello regionale. Assolutamente sì, abbiamo voluto con forza queste tappe, quest'anno peraltro il Giro ci ha donato questo, ci ha permesso di realizzare un sogno che è stato quello di avere questo arrivo su Treviso con un circuito peraltro anche cittadino, toccando tutta l'area del patrimonio dell'umanità che è questa del Prosecco. E sabato avremo il tappone dolomitico, è tutto nostro, quindi con l'arrivo sul Fedaia, e poi domenica l'apoteosi, la tappa finale del Giro, la cronometro di Verona con il Valpolicella, e ancora territorio, ancora cultura, storia e soprattutto un'anteprima delle Olimpiadi, visto considerato che noi faremo l'inaugurazione, diciamo, delle Paralimpiadi e la chiusura delle Olimpiadi direttamente all'Arena di Verona, e il Giro arriverà domenica all'Arena di Verona.